Prego, professor Sacerdoti. Io sono Bruno Siciliano e insegno robotica all'Università di Napoli Federico II e tra l'altro presiedo la società, la IEEE Robotics and Automation Society, che è la società mondiale di robotica e automazione. Da italiano tengo a dire appunto che sono il secondo presidente europeo e il secondo italiano della storia a presiedere la società, questo per dire che noi italiani robotici sappiamo farci valere. E, visto che si parla di trasversalità e di interdisciplinarità, almeno io ho vissuto, sono cresciuto con il dottorato di ricerca. Io all'epoca, quando ci fu la riforma universitaria, seguì i corsi del primo ciclo di dottorato di ricerca, quindi parlo del 1983-1984, e ho vissuto in questi 25 anni una crescita di questo mondo affascinante che rappresenta la robotica, e devo dire, visto che è stato menzionato, se qua si parli o meno di tecnologie solo relative al settore dell'ICT oppure molto più vaste, la robotica, pur essendo nata da un contesto tipico quale quello della tecnologia e dell'ingegneria, via via si è sviluppata e ha coinvolto contributi e scientifici e anche culturali che veramente hanno poco a condividere con il settore tecnologico e quello dell'ingegneria. Parlo delle applicazioni mediche, delle applicazioni biologiche, ma anche in contesti che poi riguardano quello che è la robotica cosiddetta moderna, la robotica avanzata, nel senso che alcuni di voi probabilmente ebbero modo di leggere un articolo abbastanza provocatorio, non a caso a firma di Bill Gates, che nel gennaio 2007 pubblicò su Scientific American, e anche nella versione italiana delle Scienze, fece questa predizione che di qui a 20 anni, a 25 anni, potrà esserci un robot in ciascuna casa, nei nostri ambienti domestici. Così come quello che è avvenuto con la rivoluzione informatica e con questi oggetti di cui ora noi non possiamo fare a meno, con il personal computer, che ora diamo assolutamente per scontato che in ogni casa ci sia un personal computer. Bene, la predizione è che di qui a 20-25 anni ci possa essere un oggetto non necessariamente di forma antropomorfa, androide, come quello dell'immaginario collettivo, della science fiction, cioè della trasfigurazione di tipo cinematografico. Bene, in questa robotica intorno all'essere umano, si parla nel nostro settore di human-centered robotics, i contributi che sono venuti dalle altre discipline sono stati essenziali per sviluppare il settore. Nel momento in cui accetteremo di interfacciarci con queste macchine, con i robot, nascono anche questioni di carattere sociale relative all'accettabilità di queste macchine. Tanto per fare un esempio, era stato anche menzionato negli interventi dei parlamentari, ci sono delle profonde differenze tra la cultura, la società tipicamente occidentale e quella orientale, quindi parlo ad esempio del Giappone, che è la culla della tecnologia dei robot a sembianze umanoidi, androidi, zoomorfe e così via. Bene, ci sono delle differenze profonde, perché un po' per la matrice culturale e religiosa dello shintoismo in Giappone si crede che la macchina, per essere accettata dall'essere umano, debba avere sembianze assolutamente simili all'essere umano, laddove in noi probabilmente incuterebbe un certo timore il fatto di confrontarci non con la lavatrice che, che per certi versi può essere anche interpretato come una macchina che abbia dignità di essere un robot, ma con un alieno, con un androide che abbia una forma simile all'essere umano. E quindi in questa robotica incentrata intorno all'essere umano, il nostro settore, che è nato come un settore a forte gradiente tecnologico, ha via via attratto, parlo per esperienza personale, quando io ho fatto il dottorato di ricerca, tutti i miei colleghi di dottorato di ricerca che si interessavano per la prima volta di robotica erano maschietti.
proprio perché diciamo, robotica era sinonimo di automazione, era sinonimo di ingegneria informatica, meccanica, elettrica, elettronica. Bene, diciamo, ora la nostra comunità scientifica vede sempre più delle fanciulle che con i loro diciamo, contributi e con la loro diciamo, genialità, anche con la loro versatilità intellettuale, finiscono per dare un contributo alla nostra disciplina di cui probabilmente non possiamo farne più a meno. Io attualmente ho 6 allievi di dottorato di ricerca. 4 di questi allievi sono delle donne, insomma, donne con laurea in ingegneria e anche con lauree diciamo, in scienze informatiche, in fisica, in altri settori, proprio perché è un contesto scientifico in cui questa transdisciplinarità è particolarmente sentita. L'invito originario che poi mi ha portato a essere qui con voi questo pomeriggio è venuto da una cara amica che poi è Fiorella Operto, che mi fa piacere citare, che è vincitrice del premio del Tecnico Visionario dell'anno scorso. Bene, Fiorella è il classico esempio di filosofa della scienza che via via, diciamo, con la quale è possibile interloquire parlando anche di controllo visuale, controllo di impedenza, cioè di cose molto tecniche. Ebbene, diciamo, in questo rapporto ideale dell'uomo-macchina, che poi diciamo, nella robotica si realizza perché a differenza di questi oggetti qua, dei computer e dei calcolatori, c'è una parte animata, una parte in moto che quindi può diciamo, incutere anche un tantino di timore. D'altra parte diciamo, non possiamo negare che noi parliamo tanto di tecnologia informatica, parliamo tanto della funzione sociale di queste macchine, purtroppo i nostri figli, io ho tre bambini piccoli che passano purtroppo ore e ore a giocare con i videogiochi, con la PlayStation e quant'altro, e noi ci fidiamo di educare i nostri figli con questi strumenti. La provocazione che poi diciamo, è alla nostra attenzione, all'attenzione un po' di tutti, è che se di qui a 15 anni, a 20 anni debba esserci uno di questi oggetti, ci fideremo altrettanto di una robot babysitter? Potrebbe essere anche più sicura per certi versi, ma per altri non so fino a che punto accetteremo il fatto che sia poi una macchina che può essere come dire, interrogata dall'esterno in via remota e così. Quindi questo per dirvi che diciamo, questo è un settore in cui questa fertilizzazione di cui si faceva anche come dire, menzione nella presentazione della dottoressa del Politecnico, questo tipo di fertilizzazione sta avvenendo e tra l'altro gli stessi programmi di ricerca europei, noi ora diciamo, fortunatamente i finanziamenti alla nostra comunità scientifica sono buoni anche in questo momento di crisi economica perché vengono dalla Commissione europea che ha fatto investimenti strategici in questo settore. Bene, diciamo, se guardiamo ai grossi programmi integrati di ricerca finanziati dalla Commissione europea, spesso ci sono partner sicuramente di matrice tecnologica, di matrice tipica dell'ingegneria, ma ci sono anche partner che diciamo, vengono dal settore della medicina, dal settore delle neuroscienze, dal settore anche diciamo, proprio degli aspetti sociologici di questa disciplina. Quindi almeno io così sto vivendo in prima persona nel mio settore di competenza della robotica questa forte transdisciplinarità e una notevole partecipazione femminile che secondo me rappresenta una componente essenziale proprio per quanto riguarda questa, diciamo, la robotica incentrata intorno all'essere umano. Grazie professor Siciliano.